Avete visto la prima immagine di questa puntata è dedicata a Maurizio Capuano, la nostra immagine che trovate anche sul gruppo Facebook di Tutto Campo, un semplice Forza Maurizio, non vogliamo aggiungere altro. Maurizio Capuano, giocatore della Virtus Corno, 18enne che purtroppo ieri fuori dal centro studi alla fine di una giornata normale è stato investito. Lui è naturalmente in questo momento è ricoverato all'ospedale di Udine, prognosi riservata, però le sue condizioni stanno fortunatamente migliorando, è in coma, tenuto in coma farmacologico. La speranza è quella che nel giro di 2-3 giorni possa uscire da questo coma farmacologico. Sono ottimisti anche appunto i medici che vedono costantemente questi miglioramenti. E ripetiamo, noi al giocatore della Virtus abbiamo dedicato questo Forza Maurizio, adesso è una partita importante e bisogna vincerla. Iniziamo così questa trasmissione a rischio di sospensione, no? Come si sa, con i campionati che non hanno giocato la Serie D, e di argomenti ce ne saranno tanti, argomenti che discuteremo con i nostri opinionisti, come sempre con il nostro numero 10 Federico Francioni. Ciao Francio, buonasera e ben ritrovato. Buonasera Massimo, buonasera a tutti gli ascoltatori. Vedi, io temevo fosse sospesa la trasmissione. Francio, stasera sono anche senza giacca, perché era un po' ancora in dubbio qua. Però direi meglio, ti dona. Va bene, dai, oggi accettatemi. Sei più così. Umano oggi, dai. Sei più uno di noi. Uno di voi, invece in giacca, bellissimo Tonino De Blasi. Buonasera. Grazie, Tonino. Grazie, buonasera a tutti. Ospite questa sera, doveva giocare una partita importantissima per il suo campionato, la giocherà forse il 29, giorno di recupero, 29 gennaio, Alessandro Moras e Fontanafredda. Ciao Alessandro. Ciao, buonasera a tutti. Vicino a lui, come vedete in inquadratura, c'è Simone Fornasiere. Ciao Simone. Ciao Massimo, buonasera. Allora, ultima per chiudere, insomma abbiamo iniziato De Blasi, tu la Virtus Corno la segui naturalmente spesso, visto che anche il figlio che gioca, possiamo dirlo, sì, nelle file della Virtus Corno. Capuano lo conosci benissimo, ci puoi anche tu aggiornare, lo hai fatto anche tramite Eccellenza in Tempo Reale, che è un gruppo seguitissimo del calcio dilettanti, lo hai fatto in queste ultime 24 ore. Diciamo che abbiamo mantenuto fin da subito i contatti con la famiglia di Maurizio, che le preoccupazioni iniziali per uno scontro veramente importante, un incidente veramente importante nel corso della giornata di ieri fino ad arrivare alle 6 di ieri pomeriggio, la situazione ha cominciato a migliorare. Tu hai sentito la famiglia? Si è parlato ogni giorno, abbiamo parlato sia ieri che ieri sera e 5 minuti prima di entrare in trasmissione con il papà, che era veramente sollevato proprio per il fatto che non ci sono lesioni al midollo spinale, ci sono 2 lesioni su 2 vertebre cerebrali, ma la situazione è in continuo miglioramento, è autonomo, comincia a respirare in maniera autonoma e nelle prossime 72-96 ore si pensa anche addirittura di poter eliminare il coma farmacologico. Benissimo. Poi è chiaro che poi bisognerà vedere come reagirà il ragazzo a tutto questo. Fortunatamente già ieri si sapeva che Maurizio... Sono state ore di trepidazione, devo dire. Assolutamente. E in questo, Massimo, consentimi, oltre, te l'ho detto personalmente, oltre al Forza Maurizio che abbiamo notato subito sul tuo seguitissimo blog su Facebook, ho ricevuto centinaia di messaggi, così come anche la famiglia. Il papà oggi mi ha detto di ringraziare a nome loro quanti si sono stretti vicino alla loro famiglia per la solidarietà e come dire, la vicinanza dimostrata. Assolutamente. Beh, insomma, ripeto, ci sembra un piccolo gesto, no, Simone? Però insomma, la vita... se possiamo diciamo così, dimostrarsi vicino per quello che si può. Credo che la vita di un ragazzo di 18 anni insomma, sia più importante, più fondamentale, più tutto, non ho parole, di una partita di pallone. Proprio sul gruppo di Facebook, quando prima Antonino ha scritto che ragazzo migliore e tutto, io ho scritto il risultato più bello della domenica, non c'è vittoria, penso, per nessuna squadra, che la salute e la vita di un ragazzo, ecco. Assolutamente. Voleva aggiungere qualcosa, Alessandro? Ma niente di più quello che hanno detto, credo che tutto il mondo di noi dilettanti debba stringersi attorno alla famiglia e fare il più grande in bocca al lupo di pronta guarigione al ragazzo.
Allora, bene, questo era un inizio appunto dedicato a Maurizio Capuano da Virtus Corno. Prima di entrare nel capitolo dilettanti, abbiamo tanta Serie D da vedere. Vi ricordo che siamo in onda su Free, canale 17 in questo momento, perché si sta concludendo GSA Pordenone, con una GSA che sta vincendo nettamente il derby di basket di DNB, e poi c'è il post partita su FVG Sport Channel. Appena si chiude questo torneremo sul doppio canale sia Free che FVG Sport Channel con il nostro tutto campo. Prima però delle immagini e di parlare anche di questa sospensione che ha fatto un po' discutere, vogliamo fermarci solo un attimo, perché siamo una TV sportiva, una trasmissione di calcio, e oggi è successo, abbiamo fatto questo titolo insomma sulla gara Udinese-Lazio a pranzo, contestati, perché oggi c'è stata una contestazione abbastanza evidente, la prima della stagione della tifoseria della Curva Nord di Udine, del Friuli. Franzoni, contestazione a questo punto giusta per la sconfitta di oggi? Ma insomma, diciamo che il pubblico friulano è sempre stato molto paziente, anche perché fino ad oggi non è che avessero avuto grande motivo per contestare la squadra friulana. I risultati continuano a mancare, purtroppo la situazione è quella che tutti noi sappiamo, piovono critiche addosso a Guidolin, ai suoi giocatori, anche Di Natale purtroppo non è stato esente da critiche. Diciamo che la situazione non è delle migliori, sei a 3 punti dalla zona retrocessione e il pubblico si è un po' spazientito. A questo punto la palla passa alla società, perché a mio avviso ci sono ancora 2 settimane di mercato e quindi si può ancora un po' rinforzare la squadra, magari con qualche scommessa in meno, ma con qualche certezza in più. Oggi contestato anche Simone Fornasieri, in particolare il ruolo del portiere. A fine c'era il coro "Gioca tu" dedicato a Scuffet, il portiere friulano, perché né Birkic né tantomeno Kelava, soprattutto Kelava, non ha mai convinto, adesso nemmeno Birkic. Cosa pensi? Ne parlavo prima, però io ho visto la partita oggi. Secondo me Birkic non è stato impeccabile, ma ha avuto anche un po' di sfortuna sull'autorete di Lazzari, perché lui è uscito in pugno e ha rinviato come fanno tutti, come ha fatto Buffon ieri sera. Forse è uscita un po' goffa questa respinta ed è capitata proprio sui piedi di Lazzari, ma secondo me non aveva fatto malissimo oggi Birkic, aveva parato bene anche prima su un gran tiro di Ederson. Insomma, la contestazione è giusta o no? Beh, la contestazione è giusta, perché oggi magari un po' meno, ma soprattutto lunedì a Genova io ho visto una brutta Udinese, una delle più brutte degli ultimi veramente anni. La contestazione è chiaro che è giusta, perché arriva in un momento dove veramente si rischia grosso, come dice il Francio, adesso ci vogliono certezze, non scommesse. Lui in porta aveva un'altra idea. No, per la porta, insomma, visto che comunque sappiamo che tante persone, almeno su Facebook o su altri blog, si lamentano dei portieri, insomma credo che ci sia un giocatore che è Michael Agazzi, portiere del Cagliari, che è stato messo fuori rosa da un paio di mesi perché non ha voluto rinnovare il contratto col Cagliari. Credo che sia un giocatore che potrebbe far comodo all'Udinese, visto che anche quest'estate era stato convocato da Prandelli come quarto portiere, un portiere di grande affidabilità, e credo che possa essere preso. È chiaro che prima di essere preso dall'Udinese, almeno uno dei due, tra Kelava e Birkic, bisognerebbe trovargli una soluzione, perché dopo ti tieni in casa 3 portieri. Certo. Detto questo, a me fa piacere la contestazione, non tanto per la situazione, ma perché almeno Udine comincia a essere una piazza vera di calcio, perché sono sempre stati abituati i giocatori Si a diventa vivere piazza vera quando si contesta, allora. Ma no, nel senso che, no, non è, forse mi sono espresso male, nel senso che un giocatore a Udine, per quanto facesse bene, ha sempre avuto la libertà di... Non è una piazza anomala rispetto alle altre in Italia. Chiaro. C'è una piazza in cui magari il giocatore non si sente proprio giocatore, perché gli viene lasciata piena libertà, tutto rose e fiori e tutto. Per la prima volta, insomma, c'è della contestazione che di solito... È da anni che l'ultima contestazione, penso sia l'anno in cui ci salvammo a Lecce, in quei periodi... 2003, quando 2003. vinse poi la Juve lo scudetto l'anno dopo del famoso 5 maggio, no? Sì. Noi ci salvammo a Lecce. Sarà con un gol di Muzzi, penso, ricordo solo quella, I più francamente. cattivi dissero che fu Moggi che ci regalò 2 rigori Sì, a Lecce. okay. Era quella lì? Credo di sì, perché poi l'Udinese credo non abbia più corso... certo.
davvero rischi. Fu l'ultimo anno, o meglio, da quando in Serie A forse l'unico anno che si rischiò la Serie B. Quello, però è bello che nelle leggende ci sia sempre Moggi che regalò 2 rigori contro il Lecce, cioè come il Messia lui. Vabbè, insomma, ormai fa parte della legge. Ha detto Moros che un fondo di verità ci sarà, però devi sapere che quando si parla dei suoi giocatori della Juve lui entra a Ma lo conosco bene da quel punto di vista, soprattutto sulla Juve. Ho voluto partire su questo che un po' è una notizia del giorno, la crisi dell'Udinese è naturalmente una delle cose più brutte calcisticamente. Non è proprio la crisi del giorno, perché come diceva la crisi Simone, la notizia del giorno, ma l'Udinese è in crisi da un pezzo. No, però la contestazione è una notizia. Vabbè, però ecco, noi ripetiamo una trasmissione dilettanti, però ci siamo un attimo soffermati De Blasi anche su questo, perché appunto la crisi dell'Udinese preoccupa un po' il movimento anche regionale. No? Devo dire che la crisi dell'Udinese non può essere slegata da quella che è un po' la crisi di una leadership che si era determinata in questi anni, cioè Totò Di Natale. I sentori di questa caduta della leadership di Totò Di Natale è il suo atteggiamento in campo sostanzialmente. 3 partite fa, l'ultima partita persa in casa contro il Verona, credo che più di qualcuno si ricordi, no? Un paio di vaffa tra lui e Silva, che sicuramente non sono cose belle da vedere. Molto probabilmente in altri frangenti, in altre situazioni, nei confronti di Totò Di Natale nessuno si sarebbe posto in quella maniera. Quindi è diventata anche una situazione un po' insostenibile. Da lì vi ricordate che una partita con il Verona era nato lo sfogo anche di Natale, in qualche modo di dire adesso lascio, adesso abbandono. Sì. E oggi penso che la contestazione... la contestazione di oggi con Totò Di Natale al centro, no, dell'occhio del ciclone era va bene, vattene via ad Empoli, no? Gliel'hanno detto ripetutamente. Come a dire, non vogliamo un certo tipo di dichiarazione, vogliamo adesso il carisma, la grinta. Perché lui ha fatto un tentativo, perché i tifosi chiedevano di poter parlare con i genitori, con i giocatori, e lui ha fatto un tentativo timido di avvicinarsi e però ha subito questo tipo di per quanto la bravura di Natale sia innegabile e che a Udine dovrebbero fargli una statua fuori dallo stadio, a mio avviso un capitano non può fare una dichiarazione del genere in un momento su questo in un momento di cioè è normale che la gente poi sentiamo che questo capisci che in qualche modo è quello che è successo, è la diretta conseguenza. Prego. Io credo che negli anni di Natale a Udine abbia sempre fatto delle stagioni straordinarie, da 27-28 gol, e si è guadagnato la stima e l'amore del pubblico per le sue gesta in campo, per la sua qualità, non tanto per l'atteggiamento, per l'attaccamento alla maglia. Certo. Secondo me nel momento in cui di Natale, vuoi per l'età, vuoi per una stagione sfortunata, non riesce più a fare 25, 26, 27 gol, che parliamo di cose straordinarie, cioè perché le stagioni di Natale rimangono scritte e nessuno gliele toglie, però nel momento in cui magari segna un po' di meno, non è quel giocatore che né come impegno né come atteggiamento si fa diventa così leader. amare e diventa leader all'interno dello spogliatoio. Questo è il problema. Sottoscrivo in pieno, è questa se lui continuasse ad avere amore per questa maglia come ha dimostrato, ma magari ce l'ha ma non sa comunicarlo. Ok, se lui riuscisse a comunicarlo, lui sa comunicarlo lui con i dovrebbe gol. comunicarlo dicendo ragazzi, giocano i giovani, gioco io l'ultima mezz'ora che serve, non che lui arriva e prende la maglia, perché non questo solo, secondo me è il non processo. solo arriva e prende la mano, ma si lamenta quando la palla non arriva dove la vuole lui, cioè Ma l'ha sempre fatto, però, si è sempre lamentato, si è sempre lamentato, però quando fa 2 gol a partita tutti dicono va bene che si lamenti. Se nel momento in cui non fa gol o magari arriva un secondo dopo, tutte quelle lamentele diventano un problema. Da tutto questo nasce la contestazione, insomma una contestazione che è frutto di un periodo troppo negativo tra dichiarazioni varie e il pubblico oggi ha sbottato per la prima volta, però adesso sarà il momento delle soluzioni. Dobbiamo chiudere e poi si parte con i dilettanti. No, volevo solo dire che probabilmente al pubblico di Udine avrebbe fatto più piacere una dichiarazione del tipo sì, sono in difficoltà ma farò di tutto per tirar fuori l'Udinese da questa situazione. Esatto. Invece lavarsene le mani così ha peggiorato le cose. Non so se la contestazione è una soluzione ma è un segnale, le cose devono cambiare. Quello che è successo oggi sicuramente ci si aspetta segnali dall'Udinese a partire da subito, prestissimo, perché oggi forse si è toccato un po' il fondo di questa stagione diventata troppo complicata. Il pubblico
insomma chiama la squadra a, diciamo così, tra virgolette, rapporto, ma siamo convinti che la qualità di questa squadra comunque in questa Serie A possa portare fuori i bianconeri dalla crisi. Questa è insomma la mia personale opinione. Anche una società come questa con tale esperienza troverà sicuramente la soluzione. Pubblicità e poi vediamo i risultati allora della Serie D. Ha giocato solo la Serie D e parliamo anche di questa sospensione della seconda giornata di ritorno dei campionati dilettanti. A fra poco. Eccoci qua, rientrati dopo la pausa pubblicitaria, ancora tutto campo. Abbiamo iniziato parlando di temi che ci portano un po' fuori da quello che è la nostra consuetudine, naturalmente il calcio dilettanti. Ci siamo soffermati anche sul momento dell'Udinese. Allora, oggi è giocato solo la Serie D. Vediamo i risultati di questa giornata, la 20ª giornata. Belluno Este 1-1, il Montebelluna vince a Giorgione, vince a Castelfranco, vince 2-1. Marano batte Union Ripa 3-2, rimonta dal 2-0 con protagonista Ferretti, arriva la vittoria 3-2. Mezzocorona San Paolo Padova 2-1, Pordenone Dro 3-1, sempre nel segno di Zubin, non è una novità. Tamai UFM 2-2, la San Vitese vince a Rocco 3-2, uno dei risultati di giornata. Trissino Vardagno Fersina Perginese 0-0, Sacilese batte Vittorio Veneto 4-2. Tantissimi gol in questa giornata di Serie D. Vediamo ora la classifica
con Pordenone e Marano sempre in testa 53, anche oggi chiudono a pari merito, poteva succedere qualcosa ma alla fine resta tutto invariato. Poi Belluno 37, Este Sacilese 35, Este 34, a 29 c'è Giorgione, 27 Montebelluna, San Paolo Padova 26, Triestina 25, Trissino, Vittorio Veneto, Union Ripa 24, e poi la zona play-out con tante regionali. La San Vitesio fa un piccolo passo avanti, 19 col mezzo Corona, e Tamai resta sotto l'UFM 17, poi Drò 15 e Fersina Perginese chiude a 9 punti. Ha giocato la Serie D, fermi invece tutti dall'eccellenza alla terza categoria. Chiuso per pioggia, abbiamo titolato pioggia che secondo le previsioni doveva essere davvero tanta, alla fine oggi ne abbiamo vista davvero poca, ma era giusto sospendere, insomma ci siamo chiesti un po' questo in questi 2 giorni. Alla fine anche abbiamo fatto la domanda anche sui social, su Facebook, anzi se la regia è pronta abbiamo preparato una pagina, l'abbiamo proprio messi a confronto, abbiamo chiesto clicca mi piace se pensi giusta la sospensione, e devo dire che ci sono stati nettamente più mi piace per chi pensava fosse giusta, oltre 60 mi piace per la sospensione, questo per raccogliere un po' di opinioni, un po' di sensazioni. Invece si è fermato sulla quarantina chi pensava fosse esagerata. E allora sentiamo anche i nostri opinionisti in studio. Francioni. Che dire, vista la giornata di oggi, forse su tanti campi si sarebbe giocato, perché non è poi venuto giù questo acquazzone previsto dalle previsioni meteorologiche, però c'è da dire che la decisione è stata presa sabato mattina. Non lo so, io dico che 20 anni fa o 15 anni fa oggi si sarebbe andato sui campi e si sarebbe giocato. Diciamo che siamo un po' più imborghesiti adesso, siamo diventati un po' più fighette, no? Tutti i giocatori, comunque chi manovra il calcio. Detto questo, infatti guarda, tocchi un argomento, no? Io ho voluto cambiare, ma un tempo, come stavi dicendo tu, magari si giocava comunque. Detto questo, è stata presa questa decisione anticipatamente, la condividiamo. L'unica cosa che a me non piace è il fatto che la partita possono essere recuperate mercoledì 22 o mercoledì 29 troppi argomenti, però ne parliamo dopo. Restiamo però su questo. È vero che Fornasiere un tempo si rinviava con meno facilità? Ma sì, anch'io ricordo che quando ero ragazzino, bambino, insomma, andavo a vedere le partite al paese magari, ma si giocava sempre. Adesso si tende a prendere proprio queste decisioni anche globali come quella di oggi. Queste sono immagini d'archivio di un anno fa, dove ci trovavamo in una situazione simile, no? Con un rinvio generale. Sì, diciamo che si rinviava meno in maniera globale a tavolino una volta, senz'altro, anzi era praticamente, credo, impossibile si rinviasse a tavolino. Poi se si arrivava l'arbitro faceva saltare il pallone e non rimbalzava, questo lo dice il regolamento. Quindi... Poi scusatemi, il paradosso, però il paradosso assurdo, e qua posso comprendere la società Crass, è che tu in Coppa Italia, con una giornata bruttissima, un campo impraticabile, quando sapevi che il lunedì, che era la Befana ed era festa, avresti potuto spostare la partita, oltretutto dovevi rinviarne una, che era quella di Coppa Italia, non hai fatto niente. Oggi blocchi tutto il calcio già da sabato, non sapendo non c'è molta coerenza, ecco, questo è il mio punto di vista, magari sbaglio, però. E comunque secondo me tu hai detto una cosa giusta, che non puoi lasciare adesso alle società la facoltà di recuperare quando vogliono, perché ce lo potrà dire lui, il Fontana Fredda non recupera mercoledì sicuro. Ok, è vero, è un argomento importante. Fermiamoci, ne parliamo adesso. Sentiamo, prima di sentire anche Moras che è un giocatore, oggi a Tamai proprio abbiamo pescato rapidamente, sono 30 secondi, Franti che è l'allenatore del Gradisca e Perù che è giocatore del Chions che appunto arriva dalla sfida di Coppa Italia. Sentite loro cosa pensano, giusto o esagerato? Sentiamo.
mister Fabio Franti dell'ISM Gradisca, la sua opinione, si poteva giocare questa giornata di campionato? Visto la giornata di oggi purtroppo sì, e la decisione è stata presa venerdì sera o sabato mattina, era giusto prendere quella decisione credendo alle condizioni meteorologiche, quindi la federazione ha agito in buona fede e oggi purtroppo la giornata è buona, diciamo discreta, si poteva anche giocare, però non si poteva prevedere questo. Luca Perug del Chions. Dico di sì, sinceramente giocare in una situazione climatica così era meglio sospendere tutto piuttosto che giocarne una e rinviarne 9, quindi giusto così secondo me. Sempre più chi ritiene sia stato giusta la sospensione, quindi tutti d'accordo con Toffoletto, il suo comitato regionale, un altro giocatore, Moras, che doveva giocare una partitissima. Oggi c'era in programma una partitissima, sì. Allora, venerdì sera, arrivati al campo, c'era uno strato d'acqua che era praticamente impossibile. Uno apriva il telefonino, come ormai quasi tutti noi abbiamo, guarda meteo.it o l'Osmer, così, certo. C'erano previsioni di temporali, allarme, attenzione ai fiumi e tutto quanto. Quindi da quel punto, ieri mattina uno si sveglia, pioveva, diluviava e così, chiaramente la decisione fino a ieri sembrava logica e opportuna. Oggi ha piovuto poco e probabilmente in tanti campi sarebbe potuto giocare. C'è da dire un'altra cosa. Magari campi dove comunque oggi si sarebbe dovuto giocare sarebbero stati tutti pesanti e magari tante società potevano magari, se interpellate come prima stavamo parlando, sono state interpellate, hanno preferito magari non rovinare i campi, dire sospendiamo tutto, esatto, per non creare ulteriori danni. Poi è chiaro, uno ieri mattina, credo se avessimo chiesto a 100 persone probabilmente 70-80 dicevano è giusto sospendere. Oggi chiedevamo alle 2 di pomeriggio, all'ora del sopralluogo degli arbitri, magari gli stessi dicevano si può giocare, quindi è difficile dare una risposta. È vero che io il polso dei giocatori sento anche tanti, magari di categorie, non per fare classi di categorie, però magari sotto l'eccellenza, che volevano più giocare per dire esiste anche il calcio maschio su un campo pesante. È vero anche De Blasi che le società hanno fatto spesso pressione anche stavolta sul comitato regionale per rinviare, no? Sì, adesso non so se si abbiano fatto pressioni, ma so per certo che il Consiglio federale e il Consiglio regionale ha fatto nella giornata di venerdì e di sabato, ha sentito le società e quindi certo, aveva il polso della situazione. Aveva la maggioranza che diceva. E la scelta che è stata fatta, una scelta ponderata anche sulle informazioni che arrivavano dai campi. Lui era a Fontana Fredda, io venerdì sera era a Corno e vi assicuro che era un acquitrino. Ieri mattina tra Udine e Cividale è caduta tanta di l'acqua che veramente era ingannati dalle previsioni. Fornasiere. Ma a Tamai si è giocato? Non credo, sì, ok, ma il calcio è uno. Ho capito che, i campi sono uguali. Certo. Chions che ha 5 km non credo fosse peggio di Tamai. Perché la Serie D tu dici scegli di giocare, che poi se arriva l'arbitro che magari come l'altro anno a Monfalcone arriva da Bergamo piuttosto che da Taranto, da Olbia, dice che fa rimbalzare il pallone, dice che non ci Serie D, per rinviare tutta la Serie D devi essere in tutta Italia al maltempo, quindi magari in Sardegna non si può rinviare solo il girone C e non il girone B, quindi quello può essere un motivo in Friuli. Lì viene lasciato la scelta al direttore. È diverso, certo, ma che poi sono anche il primo a dire che come si è giocato a Tamai probabilmente oggi anche a Fontana Fredda sarebbe potuto giocare. È sicuro, ci sarebbero stati dei rinvii, certo, ma sicuramente, ma 20 anni fa come facevamo? No, questo è il solito discorso. Se hanno designato una terna mercoledì che vada a arbitrare Fontana Fredda Cras, tra l'altro l'arbitro era fuori il vostro di Bergamo, credo. Di Bergamo, o lasciamo stare se va Donadelli di Tolmezzo a fare Lumignaco Chios, decida Donadelli di Tolmezzo se si può giocare. Ma soprattutto il problema è quello che dicevate prima, che adesso si devono mettere d'accordo le società in 10 giorni. In 10 giorni deve essere o il 22 o il 29. Ma spiegala Massimo, ma hanno capito da casa? Ok, però non si sa mai. Io immagino abbiano capito, se uno che non ha capito. No, mi fa arrabbiare questa cosa qua, perché poi veramente arrivi alla finale di Coppa Italia, scusate se batto quel tasto lì, e ti trovi una partita che applausi alla società Cervignano che si è messa a disposizione, ha fatto trovare un campo
decente, però quella partita là, visto che seguiamo l'Osmer, Meteo, questo si poteva giocare il lunedì, No, beh, è vero. il lunedì che era il 6 gennaio, Befana, quindi giorno festivo, col sole, e sarebbe stata tanta più gente allo stadio, sarebbe stata, però quella Però lì è vero non che... la rinvii e devi giocarla. Oggi, anzi ieri, dici piove, rinviamo tutto. Sì, Perché non facciamo come una volta che l'arbitro va sul campo e uno fa giocare e uno no? Quindi sei d'accordo oggi con il mio titolo, ma un tempo? Ma sì, sono d'accordo, sì. Una volta si giocava tutti con le scarpe nere, adesso si gioca tutti con le scarpe viola fosforescenti, cioè sono cambiati i tempi, ma certe cose sono peggiori. Io ancora con le scarpe Tu no, nere. tu giochi con le Adidas perché sei ancora uno degli ultimi, però la verità è questa, purtroppo. Dei recuperi ne parliamo dopo la pubblicità con un Francioni in gran serata. Tanto è chiuso per pioggia, come abbiamo detto, questo campionato dilettanti, ma ripartirà sicuramente domenica. Poi c'è la Serie D che ha giocato, l'avete sentito, non abbiamo tante immagini, dobbiamo vedere la vittoria del Pordenone, il pareggio del Tamai, la vittoria al Rocco della San Vitese, quindi tanta Serie D. Dopo la pubblicità però chiudiamo la parentesi sospensioni e entriamo invece nell'argomento recuperi, a fra poco. Ritorna l'appuntamento più atteso della stagione a Cervignano, venerdì 17 gennaio, ore 22. Nella splendida cornice del Gran Salone delle Feste all'Hotel Internazionale ritorna la serata solo per numeri 1. Venerdì 17 gennaio, ore 22. First Class all'Hotel Internazionale di Cervignano del Friuli. Edicola Centro di Cogoi Rocco, dove fai 6 al Super Enalotto. La fortuna ti aspetta a Palazzolo dello Stella. Agriturismo Casali Viotto, a Precenicco, cucina tipica, tutto fatto in casa. Agriturismo Casali Viotto. Da oltre 40 anni Dodo Sport è presente sul mercato con un servizio attento e di elevata qualità, accompagnato da un'offerta di prodotti ampia e completa. Da Dodo Sport a Percoto trovi l'abbigliamento, gli accessori e le scarpe per ogni momento informale della tua giornata. Stile, praticità e gusto sono le caratteristiche delle collezioni che proponiamo per uomo, donna e bambino. E per gli sportivi del calcio e calcetto offriamo un assortimento vasto e completo di calzature e abbigliamento tecnico, fornendo un servizio economico e puntuale anche per le società sportive. Dodo Sport, il negozio per gli sportivi e non solo, a Percoto. Coniglio Natura, il coniglio friulano allevato all'aperto. La società agricola Vecon è specializzata nell'allevamento dei conigli da carne. Grazie alla salvaguardia della sanità e il benessere degli animali, si possono ottenere carni salubri di primissima qualità. La linea Coniglio Natura comprende l'arrotolato, le cosce, gli hamburger, la cacciatora e per saperne di più visita il sito www.coniglionatura.com. Un prodotto di altissima qualità e di assoluta eccellenza sulla vostra tavola. Coniglio Natura, scegli il coniglio friulano allevato in un'oasi verde. Zanutta Fadalti, 18 punti vendita, la passione di una famiglia, la professionalità ed affidabilità di un'azienda storica, il punto di riferimento del territorio per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Zanutta Fadalti offre una vasta gamma di servizi nel settore dell'edilizia, della minuteria, dei trasporti e dell'immobiliare. Per scoprire le nostre promozioni e prodotti innovativi, visita il sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 18 punti vendita da Belluno a Trieste, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano, Sacile, Pordenone e Udine. Zanutta Fadalti è il tuo punto di riferimento. Allora, campionato sospeso, abbiamo detto, abbiamo cercato di capire quanto fosse giusta o meno questa sospensione, insomma oggi i pareri sono un po' più contrastanti e vero è, vorrei chiudere, che ieri, come ha detto anche Mora, stanti però
hanno detto, erano d'accordo sulla sospensione. Oggi questa pioggia poi non è stata poi così copiosa e c'era la voglia di giocare. No, ecco, ci tengo a dire una cosa, la mia critica è proprio sul fatto che sia stato sospeso sabato, non che oggi mago mi sveglio, vedo che si poteva giocare e accuso. Voi vorreste l'antico metodo, si va sul campo, si prova alla e si vecchia, rinvia. come era una volta. Recuperi, allora bisogna recuperare entro il 29, questo è il termine che mette la Federcalcio, mercoledì 29, no? Cioè, se le società non si accordano, il recupero arriva mercoledì 29 alle 20:30, stop, non ci sono altre soluzioni, però le società possono accordarsi, tant'è che ad esempio già mercoledì sera ci saranno delle gare. Gemonese e Manzanese, lo ha comunicato proprio il presidente, ha detto noi ci siamo già accordati, si giocherà mercoledì alle 20:30. La Virtus Coro, dice Antonino a microfoni spenti, il 29 ma magari sposta alle 19, quindi se è possibile, sì. C'è questa possibilità. Scusa, non è così, delle 20:30. Devono accordarsi le società, se no la federazione fissa l'orario di gara, quindi fissa alle l'orario di 14:30. Devono accordarsi le due società. Quindi giustamente assolutamente. Vantaggizone Tor Viscosa quest'anno è stata recuperata, l'abbiamo fatta in diretta alle 14:00. Allora, uno che lavora dice vabbè oggi non vengo a lavorare perché devo andare a giocare. No, però è giusto. Normalmente il passaggio che viene fatto tra le società. Le società chiaro. Poi si giocherà, però è giusto quello che ha detto, poi si giocherà alle 20:30, no? Perché si metteranno d'accordo. Però è vero, se non si mettono d'accordo, quello è l'orario di gara, si gioca alle 14, giusta precisazione, grazie Simone. Però giustamente voi sottolineate un altro problema, il recupero, Simone, non può essere a discrezione, non perché Fontanafredda e Cras hanno sicuramente una veduta differente, perché se tu sei il presidente del Fontanafredda e hai Malerba infortunato e Visentini squalificato, credo che se recuperi mercoledì o sei autolesionista o hai una sportività che veramente dobbiamo offrirti una cena, perché ma è che non vuol dire che è antisportivo che recupera il 29, fa solo gli interessi della sua società. Attenzione, non me ne voglia il direttore sportivo, presidente, abbiamo qua un rappresentante del Fontanafredda. Capitano. Il capitano, no, assolutamente. Ma secondo me è sbagliato dare la discrezionalità alle società di mettersi d'accordo. Cioè uno dice in una data il 29 alle 2:30 oppure alle 8:30, ci deve essere una cosa che sia chiara e limpida per tutti. Poi se uno mette la discrezionalità, uno può scegliere, sceglie ovviamente quello che uno ritiene più opportuno. Ovvio, perché voi recuperate Visintin e Malerba. Ma in teoria sì, però voglio dire, il Visentino non è che domenica abbiamo la Virtus Corno e non è che andiamo a fare una passeggiata di salute cioè sarà una partita tosta. Assolutamente, però col Cras poi anche ex, insomma, non sta male. Sicuramente lui avrà il dente un po' avvelenato, sicuramente col Cras. Scusate, tra l'altro chi ci sta vedendo, siamo ritornati anche su FVG Sport Channel, è chiusa lo spazio dedicato al basket con GSA Friulano e Pordenone, che era il derby di oggi, vittoria della GSA, quindi siamo di nuovo su doppio canale. Stiamo commentando della sospensione dei campionati e dei prossimi recuperi, quindi ci saranno 2 turni infrasettimanali, ci saranno 2 mercoledì di calcio dilettanti, poi siamo pronti per la Serie D, però quindi Francioni, questi recuperi così non ci quadrano, insomma. Ma non ci quadrano, no, dopo adesso... Insomma, tutto l'argomento sospensione non ti piace come gestito? No, ma esatto, e dopo adesso parlavo anche sul recupero. Siamo fortunati che quest'inverno non fa particolarmente freddo, perché per l'amor di Dio, no? E io mi domando perché queste partite, così mettiamo tutto da tacere, non si possano recuperare, perché se adesso fossimo in un inverno rigido avremo alle 8:30 di sera, credo, -2, -3 con campi ghiacciati. Sì. Non è questa la situazione, però vorrei capire se si potesse invece spostare la partita, invece che di una settimana o 10 giorni che si devono mettere, ad aprile, un mercoledì di aprile. Anche a giugno? No, a giugno no, adesso tu mi prendi in giro, ma ad aprile... Mi sembra che comunque ci sia un regolamento che impone entro 15-20 giorni. Esatto, entro il secondo mercoledì successivo alla data. Il regolamento è questo. Esatto, sì, è il regolamento che bisogna cambiare il regolamento. È vita mia, ma no, non sto dando una colpa... Vale per tutte le categorie, cioè noi molto probabilmente abbiamo in testa soltanto magari la promozione e l'eccellenza. Questo vale per tutti i campionati, per tutte le categorie, compreso le giovanili.
Cioè, oggi noi continuiamo a parlare se si poteva giocare per le prime squadre, no? Ricordiamoci che stamattina alle 10:30 in campo ci dovevano essere però Franzoni oggi va a fare una partita di giovanili, va a vedere una partita di giovanili. Aspetta a vedere, lo dico, giovanissimi Udinese nazionali, Udinese Venezia, ragazzi del 99-2000, quindi 15-14 anni, hanno giocato perfettamente su un campo che tra l'altro al pomeriggio sullo stesso campo hanno giocato gli allievi dell'Udinese. Ecco. Quindi, ma adesso è troppo, io ripeto, adesso sembra che è troppo facile perché oggi è stata una giornata così. A parte che io voglio conoscere chi è che fa sti regolamenti, perché io falsa un campionato il fatto che io incontro il Crass adesso o lo incontro fra un mese. Ma poi, scusa, non lo falsa il campionato, no? Se lo incontro ad aprile, anzi forse diventa ancora più bello. È così fuori se Fontana Fredda Crass, comunque tutto il quadro di oggi bisogna giocarlo entro il secondo mercoledì successivo. Non so se c'è qualche regolamento che vieta di slittare di un turno il campionato. Si giocava domenica prossima Fontana Fredda. Poteva essere una decisione da prendere, ma molto probabilmente non accontenti mai tutti. Sì. Però l'anno scorso faccio notare che l'anno scorso in Serie A è stato l'anno scorso che hanno slittato la prima giornata per sciopero dei giocatori, non è mica stata recuperata la settimana dopo. Slitti. Però scusate, è vero anche che se oggi, come da previsioni, pioveva e la FIGC avesse deciso di giocare, sarebbero piovute critiche. Quindi io penso che se torniamo al discorso iniziale, Francio, usiamo il buon vecchio metodo. Si va sui campi, si prova, chi può giocare gioca, chi non può si recupera, esistono i recuperi, è più semplice forse, no? Secondo me, come dici tu, accontentare tutti è praticamente impossibile, però tu dando la discrezionalità dei recuperi qualcuno accontenti e qualcuno no, quindi non va bene. Tu non devi accontentare nessuno, federazione. Anche perché nel caso al di sopra delle parti. Nel caso del Crass Fontana Fredda, in questo caso Fontana Fredda ha due opzioni, perché dice, cioè ha due voti a favore, perché nel caso in cui le due società non si mettano d'accordo è stabilito che sia il 29. Quindi se il Fontana Fredda va bene di giocare il 29, Crass non può farci niente. Quindi si ciuccia quello che è. Però che non l'hanno fatto apposta, però voglio dire, quando ci si accorda, normalmente si cerca di venirsi incontro uno con l'altro. So della Virtus Corno che avrebbe voluto giocare mercoledì. Tolmezzo hanno detto che non avevano la disponibilità si è scelto di giocare. Cioè, non mettiamola sempre in un'ottica di malafede, di contrapposizione. No, ma non è malafede. Nel senso che si parla le società che prendano accordi, che si accordino tra di loro o questo mercoledì o il prossimo mercoledì, non credo che ci saranno società che non riescono a mettersi d'accordo o no? Ma sicuro, ma Vannatisone dopodiché vale la regola. Scusami, hai un rappresentante qua di una società che probabilmente, ma perché è giusto che sono Tafazzi che mi do le martellate sui cosiddetti, cioè è normale che se io sono il dirigente del Fontana Fredda faccio in modo di poter giocare quando ho a disposizione tutti gli elementi. Se posso dire una cosa un po' per concludere, non credo che spostare Fontana Fredda Crass, ma anche fosse Inter Milan da un mercoledì con uno squalificato o un altro in una visione globale di 30 partite, non credo che sia questo che incide su un campionato. Comunque io voglio dire anche un'altra cosa, che quando un po' di mesi fa in questa trasmissione parlammo della possibilità, dopo c'era il derby Fiume Veneto Bannia, di giocare gli anticipi serali come fecero allora, perché c'era tantissima gente, venni criticato da tutti perché non si poteva dire ma gennaio-febbraio non si può giocare alle 20:30. Secondo me no. E adesso tutto d'un colpo invece si può? Quindi no, ma non ha detto questo Francio, infatti. No, non ho detto che si può. Ha detto quello che dici tu, No, Francio dice che la sera è complicata. Sarà stato che io ero freddoloso. Però tutti dicono che non si può giocare, però adesso si gioca alle 20:30 di mercoledì. Quindi io torno, e questo devo essere sincero, sono d'accordo con Federico Franzoni. Coppa Italia oggi, discorso del giocare, di dire che non si può giocare alle 20:30 gennaio ed ottobre, poi si fa lo stesso. La coerenza, quando uno è coerente poi tutti i conti tornano, tutto lì. E poi attenzione, è vero che non abbiamo avuto un inverno friulano finora, ma io a novembre l'abbiamo fatta vedere Crassi SM, vi assicuro che quella sera non si poteva giocare a pallone, c'era meno 5 gradi a Trieste. Vento? Il 29 noi non sappiamo se ci saranno
Che può cambiare. 8 gradi come stasera o meno 5. Ripeto, non è il concetto della decisione di sospendere, però io credo che le società poi effettivamente, come ha detto Federico, se vedono coerenza nella decisione non possono dire niente. Possono dire niente. Invece quando c'è incoerenza, dopo cominci a attaccarti a tutto, perché poi è così. Cominci a dire ma quella volta l'hai fatto così, questa volta hai fatto qua. Io non ce l'ho con la federazione, io dico solo questo. Purtroppo è da tornare al vecchio metodo. Cioè oggi loro sono stati organizzati ieri nel dire sospendiamo tutto così non succede niente, te ne davi chiuso il discorso. Però allora ti faccio una domanda, visto che seguiamo tutti come sarà il tempo domani, perché non sospendono tutti i campionati quando si saprà che la domenica c'è la Bora a 130 e saprai che a Trieste non gioca nessuno? Allora dovresti sospendere tutto. C'è una squadra che facevano amichevoli oggi. Certo, oggi a Trieste avresti potuto giocare, perché sui sintetici, insomma, credo che la pioggia più di tanto. Però allora dovresti sospendere quando sai che c'è la Bora a 130 a Trieste. Le sospensioni creano sempre un po' di malumori. Sarà fatto un tentativo 2 stagioni fa, no? Mettendo dudate per lo spazio per il recupero. Stanno un po' per come sono compressi i campionati, per come si è partito, molto probabilmente non c'era la possibilità. Però secondo me quella rimane una delle possibilità. Una delle possibilità. E poi posso dire, lo fece già anche Burelli questo, ho trovato una continuità della scelta tra Burelli e Toffoletto, lo ha fatto il Veneto, lo fa anche il Friuli Venezia Giulia. Dobbiamo essere più sicuri e autonomi, secondo me, se posso fare una critica. No, ma credo che non sia aspettata la decisione del Veneto per vedere cosa facevamo noi. Cioè, molto probabilmente è anche una coincidenza, perché comunque c'è una situazione meteorologica complicata sia in Veneto che in Friuli, ma è una scelta che credo sia stata fatta senza tenere conto di cosa decidesse il Veneto. Ecco. Però si possono proporre cose magari nuove, assolutamente nuove, sì, secondo me quello di lasciare uno spazio per il recupero potrebbe essere un'idea, magari giocando una partita in più al mercoledì sera a settembre o ottobre, o farla ad aprile, dove sicuramente perché poi questo problema matematicamente capita in Friuli Venezia Giulia. Se sai dall'inizio bene qual è la tua linea, non c'è nessun problema. Penso che questo sia importante nella scelta. Arriverà il maltempo, lo sappiamo, premesso che certe cose sono poi anche incontrollabili, ma almeno 1 o 2 situazioni critiche in un anno devi aspettartele, devi sapere come reagire. L'anno scorso, questa è stata la scelta, discutibile o meno, però abbiamo sentito la sospensione è stata a novembre, vi ricordate? È stata a novembre, esatto. Abbiamo sentito insomma vari pareri, però comunque molti alla fine, l'abbiamo visto con i like di Facebook, tutti erano d'accordo ieri sulla sospensione. Voleva chiudere Franzoni, poi dobbiamo entrare con le immagini. Volevo concludere con un'idea. Vai. Per non falsare il campionato e non avere discussioni di nessun tipo, sai cosa avrei fatto? Avrei fatto slittare la giornata questa a domenica prossima e l'eventuale recupero cioè la giornata dopo l'avrei giocata di mercoledì. Allora questa domenica avrei avuto gli stessi squalificati, avrei avuto questo è poteva essere un'idea. È validissimo. Ok, senti, però prima di andare a parlare di Serie D, che sei naturalmente espertissimo, Moras, il Fontana Fredda era pronto per battere il Cras? Certo. Okay. Guarda che l'opinione comune sta diventando questa, che il Fontana Fredda al momento è superiore del Cras. Cosa ne pensi? Se stanno bene. No, credo che noi abbiamo 38 punti, loro 35, quindi... A parte i punti? A parte i punti non lo so, io posso parlare per quello che siamo noi, loro li ho visti nella finale di Coppa in TV. Sì, bravo. Grazie. Li ho visti all'andata contro di noi. E io posso parlare per noi stiamo facendo qualcosa di importante e per me quest'anno è veramente un piacere essere a Fontana Fredda con questa società e soprattutto in questo gruppo di ragazzi, perché veramente stiamo vivendo una bellissima stagione. Poi siamo più bravi di loro, non lo so, è vero che noi su adesso 16 partite giocate, ne abbiamo sbagliata credo una con l'Azzanese e mezzo tempo con il San Luigi, secondo tempo di San Luigi, dove abbiamo fatto... Ci siete anche mentalmente? Ci siamo, ci crediamo. Squadra esperta, come avevamo detto, sì, è un bel mix. È un mix perché siamo 6-7 vecchi sulla Trentina, tranne forse Tonizzo che è l'unico 23-24 anni, gli altri siamo tutti vecchi, tutti che magari hanno fatto anche categorie superiori, soprattutto però vecchi
con una certa mentalità. Sono tutti ragazzi, persone che si allenano, che hanno voglia di fare, che hanno motivazioni. E Roman Del Prete quando torna? Roman Del Prete? Ma Roman Del Prete ha 7 gol, quindi non è che ha un gol o 2 gol. 7 gol. Forse è in media per arrivare a 15. Che è il suo obiettivo. Che è il suo obiettivo, poi sicuramente lui sta vivendo una stagione particolare perché ha avuto un bambino, quindi la vita un po' cambia, è un episodio che comunque cambia la vita, quindi magari ha avuto un momento in cui deve abituarsi a questo cambio di vita, però insomma le qualità sono indiscutibili. Ultima cosa, e poi chiudiamo perché dobbiamo parlare di Serie D fino alle 21 con A Tutto Campo. Quando invece si dice ma il Gras vuole vincere l'eccellenza per andare in Serie D, magari Fontana Fredda, questi discorsi che sono più societari, come li vive un giocatore? Ma li vive in maniera molto semplice. Sì. Allora, forse a livello societario, intendo solo societario del Gras, forse come diceva Mourinho una volta, è per loro un po' un'ossessione a ritornare in Serie D, no? E restarci. Sì, poi restarci. Per noi penso che per la nostra sarà quella l'ossessione, restarci se ci ritornano. Se ci ritornano. Per voi? Se ci ritornano. Per noi è un sogno e per la nostra società credo sia un sogno. Poi è chiaro che il Fontana Fredda quest'anno credo sia una società che spende meno di altre, di molte altre in nonostante questa Moras. Nonostante Moras, nonostante Visintin. Moras, Visintin, Malerba, Roman Del Prete. Sai qual è il problema? Ti dico sempre che è particolarmente felice Moras quest'anno. Dimmi. Perché si è riportato Visintin, perché lui sono come il gatto e la volpe. Insieme proprio si compensano e si elevano. Ormai sono finiti quei tempi, Francia. No, però sono tanti anni che giocano insieme. Posso chiederti l'età? Sì. No, io ho 33. Beh, insomma, ci sono ancora 7 stagioni. No, però concludendo quello che mi avevi chiesto prima, è abbastanza semplice, nel senso che noi andiamo in campo e nessuno di noi si tirerà mai indietro. Cioè, noi, chiaro, poi la società credo che ha messo insieme una squadra per quello che era il suo budget, e noi cerchiamo di fare il miglior risultato possibile, quindi siamo lì davanti e vogliamo rimanere. Poi, aveva un buon budget questa squadra, perché anche piccola importa. Poi se il prossimo anno dovessimo trovarci in questa situazione magari veramente, e qua tocco ferro, però tocchiamo ferro, e se dovessimo riuscire, la società fa le sue valutazioni in base a quello che è la sua. Poi penso che una promozione sarebbe bello dedicarla anche alla Presidente questo naturalmente, che è stato tanto per Fontana Fredda, veramente tanto. Allora, ti va a rivedere le immagini del Pordenone? Certo. Immagino che la Serie D la guardi sempre con interesse, sempre, no? anche il Pordenone. E il Pordenone vince. Del Pordenone? Appunto, no? Esatto, la domanda aveva un motivo, e visto che noi siamo stati anche noi un po' sospesi oggi, di solito A Tutto Campo è una trasmissione piena di immagini, siamo stati sospesi fino adesso, vi chiediamo scusa, noi non chiudiamo per pioggia, non ha chiuso la Serie D, subito immagini, il Pordenone vince un po' soffrendo. Le riprese di Davide Pettarini, la cronaca è di Marco Agrusti, vediamo. Coschette Megasio, perché qua... E qui senza i suoi 2 uomini migliori, e qui con solo 4 punti conquistati in trasferta, e qui quasi da sparring partner, ultimo ostacolo prima del derby della storia, quella recente perlomeno. Occhio però, perché comunque il draw è qui, a provare l'impossibile, sotto l'acqua del Bottecchia. Il Pordenone draw. Per Zanardo ancora, si capiscono i due, gliela torna Zanardo, ancora Zubin, allarga per Michele, pallone intelligentissimo, il cross di Berazzotti, non ci arriva per un soffio, pallone che finisce sul fondo, ed è questa la migliore occasione del Pordenone, arriva al quarto d'ora. Poi Zubin si gira, gran giocata, Zubin in area di rigore, può andare con il sinistro, Zubin, pallone che sfiora il palo, va sul fondo, c'è stato un tocco, ci sarà calcio d'angolo. Anche Zubin, larghissimo Pavan invece quasi dimenticato, Zanardo va proprio a cercare lui, è uno schema, Pavan rimette il pallone al centro, questa volta va a saltare la difesa del draw, poi Migliorini, prova il destro Migliorini, un gol pazzesco, Migliorini, mamma che gol, 22esimo, Pordenone in vantaggio, è partita una bomba dal destro di Migliorini, e il vantaggio meritato del Pordenone al 23esimo. Ancora Zubin con il taglio, questa volta a cercare Zanardo, ha capito tutto Calcari, poi Pordenone ancora con un rimpallo, Pavan per Michele, è solo Michele, il destro, spara praticamente in pancia ad Angeli, cosa si è mangiato Michele? Berazzotti prova ad andarsene via adesso ad Adami, Berazzotti dentro per Zubin, che pallone in mezzo alle gambe di Angeli, che in qualche modo riesce a ritrovarsela lì. Tisi vede per vie centrali colpo, anche lo spazio per il sinistro, sceglie invece Poli in posizione regolare, Poli, e arriva al clamoroso pareggio del draw.
al 33esimo, ha sbagliato la salita, qui la difesa del Pordenone, non protesta nessuno, nemmeno Ruopolo e Dionisi, che sono i due centrali. Ma attenzione perché c'è il rilancio di Careri per Zubin, sale il terzo piano, Zanardo in area di rigore, va giù e attenzione, c'è il cartellino giallo. Adesso c'è il cartellino giallo per Zanardo, che sarà quindi squalificato. Salta il derby, sciocchezza di Zanardo. Pramparo sbaglia tutto, Pramparo regala un clamoroso pallone a Poli, che adesso può andare in 1 contro 1 con Ruopolo. Può vedere sulla sinistra Marchione al limite dell'area di rigore, prova lo spazio per il destro, Marchione esce su Careri, che in 2 tempi alla fine con qualche brivido la fa sua. È una partita stranissima quella del Bottecchia. Ancora Nichele, sono tutti tappati però gli spazi con il tacco a Zubin, il triangolo con Maccan, sta per chiudersi, poi incredibile, Zubin è solo, esce però sui suoi piedi Angeli, che occasione incredibile per il Pordenone al 33esimo. Pramparo prova a ribaltare completamente l'azione con questo lancio per Maccan, ha sbagliato il draw, Maccan è solo, lo mette a terra Angeli, fuori dall'area di rigore. Vediamo la decisione, sicuramente rosso per Angeli, calcio di punizione probabilmente, rosso inevitabile per Angeli. 38esimo, Dionisi mette il pallone verso l'area di rigore, ormai è una preghiera, Maccan di testa per Zubin, con la scivolata, eccolo qua, ha sbagliato su punizione e adesso fa esplodere il Bottecchia, il 2-1, ancora lui, un campione, e si vede anche e soprattutto in questo caso, 2-1 del Pordenone al 38esimo minuto, quando ormai nessuno ci credeva più. Il rilancio di Bertoldi sbagliato, interviene Zubin, aiutato anche da Migliorini, occasione per chiudere la partita per il Pordenone. Maccan è solo, prende la mira, Maccan, Bertoldi, miracolo di Bertoldi, si salva il draw. Oliveira, siamo sempre qui sulla sinistra vicino alla bandierina, Oliveira va a puntare l'uomo, entra nella di rigore Oliveira, si fa vedere anche Maccan, Oliveira poi si ferma, se la alza, il cross col sinistro, Zubin il volo, gol meraviglioso di Emil Zubin, questo è un giocatore pazzesco, 200 gol di Zubin tra Serie C e Serie B, e allora festeggiamolo, questo giocatore pazzesco, gol all'incrocio dei pali, non l'ha vista nessuno, l'ha capita solo lui. Emil Zubin decide, Pordenone draw, finisce 3-1 e adesso è solo attesa per un grandissimo derby. Come descrivere Emil Zubin? Forse come un talento, un poeta, un guerriero, non lo so. Noi abbiamo scelto però questa immagine per omaggiare uno forse al momento il più forte giocatore della Serie D, 200 gol, e noi abbiamo titolato Emil Zubin 200, allora abbiamo scelto l'immagine del guerriero, da 300 siamo passati a 200, è lui il leader indiscusso del Pordenone, tra Serie C e Serie D ha fatto 200 gol, un'enormità. Peccato le nostre bande non ci facciano apprezzare del tutto il numero, che poi è questo più che altro il concetto, eccole qua che svaniscono, più che il Zubin trasformato dalla nostra grafica di Davide Pettarini. E come lo descriviamo? Perché prima di parlare della vittoria del Pordenone bisogna parlare di questo fenomeno. L'immagine del guerriero quanto gli sta bene, Francioni? Non benissimo forse, però no, perché è un giocatore, sì, per il numero, è un giocatore di grandissima classe, io l'ho definito l'Ibrahimovic di questo girone, ma non vado tanto lontano. La cosa che non ci sono più aggettivi per descriverlo, ma vedendo le immagini di oggi mi stavo lamentando del fatto che forse oggi non avesse neanche una delle sue migliori giornate, perché prima della doppietta aveva avuto un paio di occasioni che di solito lui non sbaglia mai, però alla fine al 90esimo la zampata del leader, del giocatore che comunque a cui si aggrappa questa squadra, perché è una squadra fortissima a mio avviso, che però ha nella ciliegina, la ciliegina sulla torta è lui. È un giocatore di 37 anni che si diverte e che fa ancora divertire chi va a vedere le sue partite allo stadio, perché in questo momento veramente sarebbe, io non mi stuferò mai di dirlo, è da clonare, perché è un peccato il giorno che lui smetterà di giocare a calcio, sarà uno spettacolo, perché ecco, è uno da far vedere a tutti i ragazzini. Questo è un gol estremamente fantastico, ne ha fatto uno bellissimo, Migliorini anche lui, da applausi. Poi naturalmente questo numero, però 200 gol, vanno a omaggiare veramente un fenomeno che abbiamo conosciuto nel Triveneto, possiamo dire, ma non solo, perché ha fatto anche la Serie C, quindi l'hanno conosciuto un po' in generale nel nord Italia e non solo.
Leonida nelle Termopili però si difendeva, no? E quindi era il leader ed era lì a difendersi. Questo qua invece è il leader che trascina completamente, è il grande trascinatore di una squadra fantastica, ma lui è assolutamente il re. Sì, devo dire che è l'uomo, l'ho detto prima Francia, che sicuramente fa la differenza. Devo dire che un altro leader altrettanto capace, altrettanto bravo è Ferretti del Marano, cioè anche questo testa a testa non soltanto nella classifica generale ma anche nella classifica dei marcatori, mi pare oggi 16 Zubin, 15 Ferretti, sono questi secondo me i due giocatori che in qualche modo... Mi dissocio da Antonino De Blasi assolutamente, perché? Cioè, secondo me ha detto una bestemmia adesso. Sì. Perché Ferretti ha fatto 15 gol e tutto, però in questa stagione è come la lana e la seta, perché no, ma è chiaro che la classe di Zubin no, quello che voglio dire io è che Ferretti è un grande stoccatore, nel senso che alla palla gol fa gol, cioè Zubin è in grado fa proprio giocare. No, sempre perché ha servito prima due assist, due palle che ha messo davanti. La differenza è che se io giocassi a calcio abbiamo qua Moras che ci ha giocato insieme a Zubin, vorrei sempre un giocatore come Zubin, perché è uno che ti viene incontro ma fa giocare tutta la squadra. Ferretti è uno purtroppo come, fra virgolette, dai, questo paragone con Inzaghi, ma uso Inzaghi perché era uno che faceva gol, ma magari nell'economia del gioco non era uno che faceva delle sponde, mandava dentro i compagni, era molto egoista. Ibra e Falcao in Francia, è meglio Ibra di Falcao, no? Sentiamo Moras allora, che Zubin l'ho visto. Secondo me sono due. Allora io sono d'accordo con quello che dice lui, forse intende dal punto di vista numerico, trascinano le due squadre per Ferretti trascina il Marano, Zubin trascina il Pordenone. In valore assoluto di giocatore secondo me non c'è paragone, stiamo parlando di 2 gradini di differenza. Zubin ha 37 anni ed è un giocatore che ha sempre fatto C1, C2, non dimentichiamoci che ha fatto annate da 15 gol in C1, Ivrea, Carpenedolo, quindi era un giocatore, anche da noi all'Inter ha fatto una quindicina di gol. Quindi c'era Neto che lo metteva un po' in ombra forse, ma poi Zubin era non lo metteva in ombra perché finché stavano tutti e due noi eravamo in zona playoff. Assolutamente. Dopo è successo quello che è successo. Scusate, c'erano Neto, Zubin e il centrocampista che faceva sempre gol, aiutatemi. Che buono conto. No, in C no. No, in C. Drasek. Esatto, quello che è andato a Novara. Gol non tanti. Però c'era anche lui, c'era buono conto, quello che dopo è andato a Riva. Era una gran squadra. È una squadra, forte. Però Zubin, sono d'accordo con Francio, al di là di fare come quest'anno 16-17 gol, non so quanti, la qualità probabilmente migliore che gli permette anche a 37 anni, gli permetterà anche a 40 anni di giocare a calcio, è che calcisticamente è intelligente. È proprio uno che sa muoversi in campo, sa sempre smarcarsi, sa trovare i tempi di gioco, è un regista offensivo, diciamo. Quindi giocare con lui è veramente un piacere. Re Zubin allora, Fornasiere, diciamo così. Sì, dai, è sicuramente l'arma in più di questo Pordenone. Cioè loro hanno costruito una grande squadra con davanti un fenomeno quest'anno, cioè lui. Cosa vuoi dire a uno che fa gol ogni domenica? Adesso da qualche domenica ogni punizione anche la mette nel 7. Oggi ha fatto un gol in scivolata, un gol al volo nell'incrocio, ma poi lui anche per caratteristica è uno che insomma fa salire la squadra, fisicamente la mette al servizio della squadra, insomma dai, è il più forte. Io non so se di tutta la Serie D perché non conosco gli altri gironi, ma di questo girone è il più forte. Allora il film si chiamava 300, noi l'abbiamo chiamato 200, un film tra virgolette, lo realizzeremo anche noi perché realizzeremo nelle prossime settimane uno speciale dedicato a Re Zubin, lo intitoleremo così, quindi racconteremo quello che è attualmente il re appunto della Serie D Girone C. Ho usato termini piuttosto abbondanti, ma penso che stavolta ci stiano tutti, no Francione? Sì, anche tu ogni tanto mi riprendi. Sì, però tra l'altro ti dirò che secondo me Zubin sarà anche un po' dispiaciuto, ti dico anche il perché un giocatore in queste condizioni, con questa tecnica, nel calcio attuale, che ahimè è molto povero, avrebbe fatto se avesse 7-8 anni di meno potrebbe secondo me tranquillamente giocare nella Serie B attuale. Tu pensa che 10 anni fa, 15 anni fa, quando lui probabilmente era nel massimo proprio, ha fatto la C1 come massima categoria, quindi pensa com'era il livello del calcio
fino a 10 Io anni invece- fa. Adesso invece secondo me... Scusa, ma posso farti una domanda? Certo. Anche se dovrebbe farle Massimo. Neto era più forte? Cosa sottointende questo? Cosa sta che non ti stai applicando, No, era che- una critica. Non vorrei rubarti il mestiere. Neto era più forte di Zubin. Sono due giocatori diversi, Ho capito, complementari. Neto è più brasiliano ancora, insomma, dai. Poi è classe vera, no? Neto... Zubin è un giocatore completo, Zubin così, è sempre più se moderno. parlavamo di gradini, Ferretti arriva a un certo punto, Zubin no, Ferretti, scusami, fammi togliere questo sassolino. È il rulo. Cioè io lo voglio. Ma cosa gli hai fatto? Cosa ha fatto? No, non mi ha fatto niente, ma ci tengo a dire, tanto di cappello per i gol che ha fatto, ma qua c'è Ale Moras, abbiamo giocato contro un sacco di volte a Ferretti, cioè fino a 5 anni lui fa. sicuramente. Lui è venuto, no, c'ero anch'io, non ti preoccupare, magari in un'altra squadra, ma cioè, Ferretti fino a 4-5 anni fa faceva il difensore centrale. non era considerato un bomber Porca così. miseria, scusami se dico però i numeri parlano per lui, però penso, dai. cioè, buon per lui che è uno stoccatore che fa gol, però non possiamo paragonare un trequartista o una punta come Zubin a uno che è venuto dall'Argentina e faceva il difensore centrale, la verità è quella. Secondo me l'occhiale e la barba ti danno quel qualcosa in più e stasera tant'è che la barba l'ho voluto tenere anch'io, però ti sta sicuramente meglio te. Io però Neto sono molto... Neto era un gradino ancora su. Neto era un gradino ancora su. Ok, perfetto, abbiamo fatto questi paragoni bellissimi, di grande, stiamo parlando di grande calcio. Però scusate, hai parlato di Ferretti che oggi è trascinato per Olmarano una vittoria, mi dici invece quanto è preziosa questa vittoria, stava prendendo 2-0 con lui in ripa, mentalmente conta secondo me ancora un'altra vagonata, vittoria di gran carattere, perché il primo tempo perdevano 2-0, dopo 20 minuti del secondo avevano già recuperato il 2-2 e ti posso anche assicurare che dopo l'impresa hanno fatto festa in spogliatoio perché qualcuno gli ha riferito che il Pordenone aveva pareggiato, quindi però insomma, invece continua, ha sofferto, però ha vinto. È probabile perché fino all'ultimo momento su Datasport, che è uno dei... Ma anche sul sito c'era 1-1. Scusa, volevo dire, il Pordenone, quando dico ha sofferto per trovare il gol, meritava ampiamente di vincere. Le informazioni che arrivavano da Pordenone era che c'è una squadra che dominava e che l'unica azione che aveva fatto la squadra avversaria era andato a pareggiare, ma penso anche dalle immagini raccontano una partita. Comunque una prova di gran carattere, Massimo, perché di entrambe però il Pordenone era in vantaggio, ha pareggiato, ha vinto. Il Marano era sotto di 2 gol, con Ripa che forse è una delle squadre più in forma in questo momento, e l'ha girata, quindi è vero. domenica sarà un bel viatico per entrambe, perché ci sarà il derby, ma loro vanno in un campo, San Paolo, non tanto per la forza del San Paolo che è un po' impicchiata, ma quanto perché giocano in un campo dove il sabato giocano a rugby, quindi sarà un campo ai limiti della praticabilità. È una curiosità, però è emblematico anche un po' questa giornata, potevano perdere punti o uno o l'altro, alla fine niente da fare, Moras, quindi significa sempre più che questo è un campionato che va verso lo scontro diretto, no? come decisiva. Sì, va verso lo scontro diretto, ma con grossa attenzione di non perdere punti per strada. Esatto. Oltre allo scontro diretto, cercare di non perdere punti contro squadre come Ripa. Oggi ha rischiato tanto il Marano. Sì, e considerando che c'è una netta differenza tra le prime due. Poi c'è qualche squadra buona, che normalmente ce ne sono molte di più, come Belluno, Este, squadre che normalmente sono a metà classifica e quest'anno sono in zona playoff, e c'è un'ultima fascia di squadre che lottano per la salvezza, che rispetto a Pordenone e Marano hanno sotto tutti i punti di vista. Dopo la pubblicità invece parliamo di queste squadre della zona salvezza, vediamo Tamai UFM che si è chiuso sul 2-2, vedremo il servizio, restate con noi, tutto campo, a fra poco. L'appuntamento più atteso della stagione a Cervignano, venerdì 17 gennaio, ore 22. Nella splendida cornice del Gran Salone delle Feste all'Hotel Internazionale ritorna la serata solo per numeri 1. Venerdì 17 gennaio, ore 22. First Class all'Hotel Internazionale di Cervignano del Friuli. Edicola Centro di Cogoi Rocco, dove fai 6 al Super Enalotto. La fortuna ti aspetta a Palazzolo dello Stella. Agriturismo Casali Viotto, a Precenicco, cucina tipica, tutto fatto in casa. Agriturismo Casali Viotto.
Da oltre 40 anni Dodo Sport è presente sul mercato con un servizio attento e di elevata qualità, accompagnato da un'offerta di prodotti ampia e completa. Da Dodo Sport a Percoto trovi l'abbigliamento, gli accessori e le scarpe per ogni momento informale della tua giornata. Stile, praticità e gusto sono le caratteristiche delle collezioni che proponiamo per uomo, donna e bambino. E per gli sportivi del calcio e calcetto offriamo un assortimento vasto e completo di calzature e abbigliamento tecnico, fornendo un servizio economico e puntuale anche per le società sportive. Dodo Sport, il negozio per gli sportivi e non solo, da Percoto. Coniglio Natura, il coniglio friulano allevato all'aperto. La società agricola Vecon è specializzata nell'allevamento dei conigli da carne. Grazie alla salvaguardia della sanità e il benessere degli animali si possono ottenere carni salubri di primissima qualità. La linea Coniglio Natura comprende l'arrotolato, le cosce, gli hamburger, la cacciatora e per saperne di più visita il sito www.coniglionatura.com. Un prodotto di altissima qualità e di assoluta eccellenza sulla vostra tavola. Coniglio Natura, scegli il coniglio friulano allevato in un'oasi verde. Zanutta Fadalti, 18 punti vendita, la passione di una famiglia, la professionalità ed affidabilità di un'azienda storica, il punto di riferimento del territorio per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Zanutta Fadalti offre una vasta gamma di servizi nel settore dell'edilizia, della minuteria, dei trasporti e dell'immobiliare. Per scoprire le nostre promozioni e prodotti innovativi, visita il sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 18 punti vendita da Belluno a Trieste, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano, Sacile, Pordenone e Udine. Zanutta Fadalti è il tuo punto di riferimento. E continuiamo a parlare di Serie D, è il momento di concentrarsi dopo aver visto il Pordenone vincere con il grande Emil Zubin, rispondendo così alla vittoria anche del Marano, ancora più sofferta se vogliamo del Marano in rimonta sull'Union Ripa. Adesso ci spostiamo, andiamo in piena zona salvezza. Tamai UFM era lo scontro tra due squadre che avevano fortemente bisogno di punti, e il pareggio che forse è il risultato che accontenta di meno, anche se per i ragazzi di Birtic arriva sul finale e diventa quasi un punto guadagnato. Servizio. Ancora un attimo per il servizio, ok, perfetto. Allora prima di vedere le immagini passiamo subito, vediamo la classifica, allora se meno possibile quello, per commentare quella che è stata questa 20ª giornata di Serie D. Fornasiere, possiamo dire, a parte di tanti gol, la Sacinese ha vinto, tutto tranquillo, ma sotto oggi qualcosa si è mosso, vedi San Vitese. Sì, però resta sempre a 5 punti dai play-out, come vedremo nella classifica. Certo è che se perdeva anche oggi è ancora pericolante la classifica, però lo era ancora di più. Magari la classifica di oggi, oltre a far morale, rischia anche magari 5 punti dalla salvezza diretta. Sì, dalla salvezza diretta. Sì, sì. No, dai play-out. Ah, scusa, no, intendevo dalla salvezza diretta, per uscire dai play-out. Però magari, sai, hai portato a 6 punti anche la Triestina, che deve guardarci un po' indietro adesso. Esatto, la Triestina deve guardarsi indietro. Massimo? Sono stati contestati anche loro oggi. Esatto. Beh, certo, infatti ne parliamo anche di questo, fra poco dovremo vedere le immagini, ma oggi è importante perché l'Union Ripa stava per fare i punti, non li ha fatti, quindi la tieni lì. Anche il Vittorio Veneto ha perso punti, ti avvicini, resti lì, e invece credo che sia il punto di Tamai UFM serva tendenzialmente a poco, De Blasio. Sì, è il classico punto che normalmente non serve a nessuno, però per come si erano messe le cose, hai detto giusto tu, alla fine è un punto guadagnato per il Tamai, anche se forse sul campo ha fatto qualcosa di più il Tamai a quello che lo vediamo riferito. Adesso. Sì. Vediamo adesso, è pronto servizio, allora vediamo come è stato questo 2-2, poi ne discutiamo. Servizio.
I tifosi del Monfalcone sono pronti, carichi per incitare la squadra che a Tamai gioca una sfida a salvezza. Sospesi i campionati, tanti volti noti del calcio dilettanti fanno visita in Serie D per guardare l'UFM del presidente Brugnolo, che cerca punti preziosi, ma contro la squadra di casa che vuole cercare di uscire al più presto dalla zona play-out dove ormai è entrata. Parte attaccando con l'ex Nardella l'UFM, con lo scambio bellissimo con il tacco di Lestani, poi trova il palo esterno il numero 7 del Monfalcone. Risponde però anche il Tamai di Birtic, bravissimo Carli qua, gran partita oggi per il difensore. Non è perfetto invece Petranca su questo calcio di punizione, respinta corta, e per il Sinotto sigla il gol del vantaggio che arriva così per il Tamai. Strussiat risponde con questo cross, traversa di Princivalli e sottoporta. Non può sbagliare Lionetti, che esulta insieme al suo pubblico per questo gol prezioso che rivediamo e vale l'1-1, ma continua ad attaccare la squadra di Birtic. Qua sfiora il gol due volte il numero 8 Ortolan, gran giocata, però anche tanta sfortuna. Rivediamo la traversa e poi pallone che sbatte sulla linea, poteva essere il gol del vantaggio. Finisce il primo tempo con Lionetti e Perissinotto protagonisti, sono loro i gol che mettono il risultato sull'1-1. Si apre la ripresa con subito il Tamai pericoloso, tante le conclusioni in porta, ne abbiamo visto l'ultima di Bolzon, ma non riescono a battere Petranca, e invece il Monfalcone a passare in vantaggio, e bravissimo Lestani a pescare a Campora e super Totò a mettere il pallone sotto le gambe di Peressini. Non esulta però l'attaccante che sigla un gol che è preziosissimo per i suoi e merita sicuramente un replay, dribbling e poi gol. UFM in vantaggio a Tamai per 2-1, ma il Tamai non ci sta, continua a concludere spesso in porta. Carli si immola letteralmente in questa occasione, poi Colombera si inventa un destro alla distanza siderale che non trova la porta. Ancora a Tamai e sfiora il palo clamoroso col sinistro Furlan. Meriterebbe il pareggio la squadra di Birtic, che nel frattempo trova anche la superiorità numerica, espulso Princivalli per doppio giallo. Ma ecco l'azione che vale il pareggio del Tamai, pallone messo al centro, ne è entrato Sellan e clamorosamente libero, dormita della difesa dell'UFM, finisce 2-2. La strada per la salvezza sia per Zoratti che per Birtic è ancora lunga. Strada per la salvezza lunga, dobbiamo sentire anche il presidente Brugnolo e Birtic a fine partita. Moras, da grande giocatore quale sei? Beh no, possiamo dirlo, no Francio? Insomma, non è perché qua. Chiediamo la Francia. Chiediamo Francia. Alessandro Moras è uno dei migliori centrocampisti di eccellenza. E ha fatto la C, ha giocato in D, tra l'altro ha cominciato da punta, per quanti non lo sapessero, perché da ragazzino imbuiolava sempre, e dopo si è trasformato in centrocampista con dei risultati meravigliosi. Perché è un centrocampista che era bravo sia di qualità che di quantità, quindi un centrocampista completo. Ma il vero pregio qual è? È che la sua fidanzata guarda sempre a tutto campo. Questo è il vero pensavo pregio. Dicessi che era una tua fa, perché allora mi capottavo dalla sedia. Non potrei mai dire. Saluto però la ragazza, visto che hai l'opportunità. Questa è una scena sempre bella in TV. Libro cuore, È da libro cuore. Mi dici come si fa a prendere quel gol sul finale? Tra l'altro Corazza che fa un assist bellissimo, sì, però come si fa? Perché prendi un gol del genere? Ogni non vorrei trovarmi nei panni dei giocatori del Monfalcone martedì. Perché conoscendo Zoratti non sarà molto morbido. Però vedendolo così credo che qualche responsabilità ci sia del portiere. Anche questo è il primo. Su questo, e qui è colpa purtroppo. Su questo sì, perché o la devia un po' più esterno oppure non la lascia proprio lì a mezzo metro. Però sul secondo, se fa mezzo passo, la intercetta. Però secondo me ha fatto una gran partita Carli, però non capisco bene la posizione. Poi rivedremo le immagini. Fermo restando che poi comunque questo colpisce da solo dentro l'area. Esatto. Conoscendo Zoratti, uno dei suoi... Però è sull'area piccola, è quello secondo me la gravità del portiere, è che il cross rimbalza sull'area piccola. Se tu però in ogni caso Francio e Zorro questo lo insegna, al 90° fuori casa vinci 2-1, uno non può trovarsi da solo nell'area piccola. Ma questo, se poi per questo secondo me Zoratti massacrerà. Però se vediamo l'azione, anche il Corazza che arriva sul fondo
cioè ci arriva in maniera facilissima per mettere quel cross. Quando sono tre che vanno tutti a chiudere sul primo palo, in realtà la palla passa vicino e rimane smarcata. Allora, forse ce l'abbiamo, il gol del 2-2, giusto per rivederlo. Vedi come solo di crossare, libero. No, è vero, no, scusa, prima dicevo Carli, secondo me non lo segue. Carli è in posizione, ecco. Strussiat non lo segue, esatto. Taglia anche lui centralmente, esatto. È un errore grave, però il presidente Brugnolo a fine gara era un po' amareggiato, gli abbiamo chiesto un po' anche questo UFM, va detto si è chiusa un po' troppo, Zoratti è un grande allenatore, ci mancherebbe discuterlo e non mi permetterò mai io, però questa difesa poi a 5 troppo chiuso è stato, questo difensivismo oggi non ha pagato, no? Questo essere difensivisti. Gli abbiamo chiesto proprio a Brugnolo su questo, anche sulla non esultanza di Acampora, cosa significa. Sentiamo a fine gara. Non si può discutere mai uno come Zoratti, ma lo vorrebbe un po' più coraggioso? Ma no, ma il mister è questo, lui in questi momenti alla difesa 5, oggi secondo me in certi frangenti, anche con la difesa del Tamai, qualcosa in più davanti potevamo cercare di fare, però il mister è un grande, il mister è una persona che ci porta alla salvezza, il mister Zoratti non si discute mai. Oggi forse quando abbiamo giocato messi a 4 dietro con Cudiccio sull'esterno destro, forse l'avevamo preso in certi tratti in mano la partita, dopo però fa parte del calcio, insomma lui è lì per fare, lui è un grande allenatore, lui fa le scelte, questa è un'opinione vista da fuori, anche in un momento così dove che sei lì per gustare una vittoria e dopo ti trovi con un pareggio. Questo insomma la mia analisi è data da un momento un attimo così, però il mister non si discute. Per chiudere, Presidente, mi dici solo un gol importantissimo quello di Acampora su 2-1 e noi non lo vediamo esultare, ci può dire perché? Ma Antonio è questo, io l'ho anche bacchettato, lui si è girato verso la partita, Antonio può fare di più, è inutile, dopo ha questi sprazzi qua che dopo riesce a inventare il gol, ma Antonio Acampora deve fare di più, io pretendo di più perché è un giocatore che se si mette in testa della categoria di fare certe cose, è un giocatore sicuramente che questa categoria gli va stretta, ma deve crescere, perché è un ragazzo che io ho visto pochi ragazzi con le sue potenzialità, con le sue cose, infatti si è vinto nell'azione del gol, però da Campora in 90 minuti non si può pretendere solo l'azione del gol, tutto sommato ci ha fatto pareggiare la partita, però Antonio non può in una partita si è anticipato 10 volte, non fare un movimento, aspettare la palla da fermo. Questo non diciamo che è una bacchettata. Io da presidente pretendo di più perché è un giocatore fondamentale, un giocatore che si deve portare alla salvezza, un giocatore che è l'anima del Monfalcone e uno deve diventare, comincia ad avere 24 anni, deve diventare anche un trascinatore di questa squadra, oltre ad avere delle doti. Allora io ogni tanto mi arrabbio con lui e forse questo mi ha sentito, forse la sua esultanza è data da questa cosa qua, insomma. Però Antonio non si discute come non si discute Zoratti, bisogna continuare, bisogna andare avanti e speriamo. Allora, vero spinto un po' dalla nostra domanda, una curiosità, mi sembra quasi blasfemo provare a discutere un mister come Zoratti, davvero che cioè, una stima enorme, però eravamo curiosi, oggi la difesa 5, anche il pubblico rumoreggiava, Francio eri presente, chi è di fede monfalconese un po' diceva questa cosa, quindi però un intoccabile come Zoratti e un altro in campo un giocatore come Acampora vengono un po' toccati. Difesa 4 ogni tanto la vorrei, fa capire il Presidente, e voglio di più da Acampora. Su cosa sei d'accordo e su cosa no? Ma semplicemente il Presidente ha fatto un'analisi a caldo, è normale, aveva appena preso gol al 90esimo, quindi sei un po' dispiaciuto. Detto questo, credo che il Monfalcone abbia fatto una partita onestissima, si è trovato in vantaggio, cioè premetto che il risultato giusto secondo me era quello del pareggio, perché il Tamai ha avuto molte più occasioni del Monfalcone. Però sai, quando vinci a 5 minuti alla fine, capisco benissimo Zoratti che è passato a 5, io l'ho avuto anche come allenatore, ma questa è una sua peculiarità, cioè lui ha sempre fatto queste cose, è sempre passato a 5 per cercare di portare fuori il risultato.
Oggi diciamo poteva che rischiare 9 un po' di volte e più. mezza su Chiaro. 10 gli è sempre andata bene. Oggi magari il cambio di Dallan, che è subentrato, non mi ricordo al posto di chi, credo di Nardella, si è trovato su quella fascia destra a fare il terzino, magari non ruolo suo, e in quel momento sono arrivati 2 o 3 cross pericolosi dalla sinistra da cui è nato il gol. Però mi sento di dire che il gol, ad esempio, tra Strussiat che non ha seguito l'uomo, ma soprattutto il portiere che a mio avviso poteva fare un'uscita perché la palla rimbalza direttamente nell'area piccola, per il resto insomma è stato penalizzato il Monfalcone anche dall'espulsione di Princivalli, perché non l'abbiamo detto, ma Princivalli doppio giallo, sono rimasti a 10 minuti alla fine, sono rimasti in 10, quindi capisco anche il fatto che il mister abbia ancora di più abbassato il baricentro. Su Acampora ti voglio dire questo, Acampora è il giocatore più forte del Monfalcone, quello che gli fa fare il salto di qualità. Non è giusto discuterlo, ma semplicemente dai giocatori più bravi si pretende sempre di più, e Acampora oggi, tranne il gol, non ha dato il contributo. Moras, si può discutere uno così? No, non si può discutere, però magari Zoratti, e forse anche questa è la sua forza, vuole sempre di più dai giocatori, e se lui ritiene che Acampora può dare di più, perché magari vede in lui delle qualità. Conoscendo Zoratti è grave quando Zoratti non dirà più niente da Campora. Assolutamente, all press. Siamo partiti da di Natale, non vorrei fare dei paragoni che non ci stanno assolutamente, no? Però si diceva di Natale leader, no? Portiamoci nell'ambito Serie D e nel ruolo che ha Campora a Monfalcone, non esultare. Non va totalmente bene, anche se magari il presidente ti ha detto qualcosa, no? Ma Campora fisicamente al top, di Natale in fase calante. No, ho capito. No, per far capire, quando parlavamo prima di atteggiamento, che ti aspetti. Comunque l'UFM, i tifosi hanno in lui un simbolo, no? Quindi certo. Ha fatto un gol importante. Però sai, si può anche capire il ragazzo che magari ha subito la pressione, lui è anche di lì, di Monfalcone, magari è andato, che ne so, a bere il caffè la mattina e al bar gli dicono... No, ho semplicemente sentito il presidente. Allora dico tutto per tutto. No, ti spiego la situazione. Rapido, perché dobbiamo vedere ancora le immagini. A Campora, 2 minuti prima del gol, è stato ripreso dal presidente in tribuna. Allora, Acampora è un giocatore che, per quanto abbia 25 anni, deve ancora maturare dal punto di vista calcistico. Lo si vorrebbe, è dell'89, quindi ha 25 anni, lo si vorrebbe più responsabile, più maturo, più condottiero, ma in questo momento è ancora immaturo per prendere per mano una squadra. Quindi se le sentite e se l'è un po' presa a Campora. Perfetto. Finita lì. Birtic da mesi è sempre qua, almeno giornalisticamente, sul patibolo, però Tamai, giornalisti mal informati. Giornalisti mal informati, perché effettivamente la società sempre fiducia a Birtic. Anche lì, personalmente, un allenatore indiscutibile, grande allenatore. Se posso fare una critica, se mi mettessi lì seduto opinionista, direi Birtic quest'anno avrebbe dovuto cambiare area. E qua hai detto una cosa giusta. Detto questo, oggi ha strappato un punto, ma noi eravamo lì e abbiamo voluto chiedere a Birtic però su questo essere magari ogni tanto messo in discussione a livello mediatico cosa ne pensa. Sentiamo. Quando noi giornalisti diciamo mister che anche la sua panchina è a rischio, cosa pensa? Le panchine di tutti gli allenatori sono a rischio, certi posti di più, certi posti di meno. È ovvio che a Tamai deve succedere uno tsunami perché cambiano l'allenatore, però dico nel calcio come nella vita mai dire mai. E adesso come si salva il Tamai allora, mister? Si salva che invece di pareggiare deve vincere, è molto semplice. Quando la prestazione c'è, le occasioni le hai. Non può sempre girarti male. Con l'Este abbiamo fatto la partita noi, un autogol e un contropiede, abbiamo perso 2-0. Può andare bene una volta, va male una volta, 2 volte. Prima o poi, se ci provi e giochi, deve cambiare anche il vento. Dovrebbe arrivare uno tsunami perché io andassi via da Tamai, è stato chiaro, penso, da qui a fine stagione. Giustamente non si può non avere fiducia di un mister simile, anche se Tamai, UFM rischiano fortemente i play-out, di restarci dentro naturalmente. La Sanvitese prova a uscirci, oggi ha fatto un grande passo avanti, vediamo i gol a Rocco nelle nostre immagini di copertura. Triestina però contestata, Rapidi, grande impresa della Sanvitese o una Triestina che anche con Rossitto non funziona proprio? De Blasi.
Sì, oggi è una partita che sicuramente la Triestina avrebbe dovuto vincere, se non con facilità, ma giocando contro una che fa fatica in classifica, sicuramente era data per favorita. Partita subito bene, beccato subito un rigore a favore, poi immediatamente il pareggio e alla fine chissà che cosa sia successo, perché il terzo gol mi pare l'abbia segnato addirittura un 95. È successo che sono arrivati 2 gol di Della Bianca su rigore che abbiamo visto. Rigori e abbiamo visto anche una Sanvitese addirittura in 10 e poi questo è il gol decisivo di Pecile, 3-2, quindi una Sanvitese sempre in partita in un Rocco che vedete anche illuminato dal sole, quasi paradossale in questa giornata delle sospensioni, si chiude così, insomma, davvero non è stata così felice la sospensione odierna. E succede che la Triestina però Fornasiere non c'è stata con Costantini, ma non c'è neanche con Fabio Rossitto, dai. No, ormai devono mettersi il cuore in pace là, mi sa, loro anche, l'abbiamo detto più volte qua, la campagna abbonamenti, ci siamo, devono... Dovrebbe dire... Restiamo? Sì, stesso rigore, restiamo qua in D, perché occhio che la classifica è ancora tutta da raccontare. Dovrebbero aggiungere ci siamo fuori dai play-out, che mi sa che è l'obiettivo di questa stagione ormai per questa squadra. È chiaro, la piazza è importante, la piazza vuole di più perché comunque è una città importante, uno stadio che, voglio dire, di meglio non ce n'è, però credo che l'obiettivo sia proprio di evitare i play-out. Moras, questa Triestina come nome, come giocatori, è davvero da così bassa classifica in Serie D? Onestamente no, perché comunque l'attacco è un attacco importante, però Godas ha cominciato a segnare. Sì, Godas sicuramente arriverà a 15-20 gol, le qualità sono quelle. Credo però da fuori e con tutto, insomma, non conoscendo l'ambiente da vicino, sembra che ci sia però un po' di confusione. Anche nella campagna acquisti, durante tutta la stagione, queste cose quando la stagione parte così poi raddrizzarla diventa difficile. E quindi il compito di Rossitto, Francio, è salvare la Triestina. Sì, questo è l'obiettivo primario. Sappiamo benissimo che ci sono dei problemi societari. Certo. Come diceva Ale, non è stato fatto un mercato in uscita, un mercato in entrata, ha preso i giocatori un po' così, senza idee. Credo che la società facesse affidamento su altre persone che avrebbero potuto sponsorizzare e dare una mano, ma a conti fatti si sono trovati soli questo momento e quindi ci sono delle grosse difficoltà, e quando ci sono, Massimo, consentimi di dire, delle grosse difficoltà a livello societario, vuoi non vuoi ne risenti in campo. Ok, quindi tu giocatori influenzati tra l'altro ti dirò che a mio avviso il parco giocatori della Triestina, se togliamo via Godias, magari Sessolo, il resto sta facendo poco. Esatto, il resto della squadra non è una squadra attrezzata per fare così bene in Serie D, ecco. Ma così male è la domanda. Però infatti, una battuta prima di salutarci, siamo in chiusura di questa trasmissione, tra gol e pioggia che non è arrivata ma che ha portato alla sospensione, noi ci siamo comunque. Una battuta per chiudere: promossi. La promuovi la Sanvitese di un Della Bianca che è definitivamente tornato? No? Sicuramente ha fatto il terzo gol, anzi il quinto gol in una settimana, se non sbaglio, col recupero. Sicuramente rigori non sono mai facili da tirare perché li segna solo chi li tira, però può dare una grossa mano. La mettiamo nei promossi, la Sanvitese, perché ha fatto una vittoria importante, decisiva. Come promuoviamo secondo me la Sacilese, che alla fine, come avevamo predetto qua, arriverà terza. Okay. Bocciamo purtroppo, perché va bocciata la Triestina, perché in questo momento secondo me è meglio che comincino a guardarsi alle spalle, perché la situazione è critica. E bocciamo anche le previsioni meteo allora? Cerchiamo io dico che non dobbiamo fare affidamento, siamo diventati troppo tecnologici e quindi diamo troppo retta a quello che è un appello a tornare al passato, insomma, quindi almeno calcisticamente per certe cose. Noi invece guardiamo sempre al futuro, ci proiettiamo già alla prossima domenica. Giovedì sarà una puntata ad esempio molto importante perché ci saranno i recuperi e le immagini le vedrete da tutto campo, perché questo noi sì, l'elemento innovativo, non guardiamo al passato, le nostre trasmissioni restano sempre innovative e anche stasera avete visto immagini fresche e racconto del calcio dilettanti
a 360 gradi, discussione, immagini e gol e grandi ospiti a partire da Alessandro Moras, grazie per essere stato con noi. Grazie a te, buonasera. Grazie come sempre a Simone Fornasiere. Ciao, buona serata a tutti. Grazie ad Antonino Di Blasi. Ciao Massimo. E al nostro Federico Francioni, stasera in forma come non mai. Ciao, grazie, Francio. buonasera a tutti. Domani non c'è lunedì in gol perché appunto c'è stata la sospensione invece dei campionati dilettanti, ci sarà la replica di questa puntata di A Tutto Campo e poi si torna tra mercoledì sera e giovedì con qualche sorpresa, chissà, mercoledì potremmo anche proporvi qualche gara in diretta. Chiederò al direttore. Non hai dato la notizia principale del giorno. Qual è? Davanti a te mi sono offerto a Birtic di rimettere gli scarpini e poter dare una mano, ma non sono stato... Non ti ha badato, niente da fare. Francioni resta saldo con noi in trasmissione. Non c'è anche il finale dei gol, vi ricordo allora domani se volete questa trasmissione la vedete in replica alle 20 al posto di lunedì in gol. Grazie ancora a tutti, ciao!